L'emergenza potrebbe avere impatti importanti sulle aziende friulane. A Trieste c'è stato un incontro con il governatore Fedriga, il vicegovernatore Riccardi, gli assessori regionali con le categorie produttive e le organizzazioni sindacali. A lanciare l'allarme per prima è stata Confartigianato, dove si registrano già i primi disagi dovuti alle ordinanze restrittive del Ministero. Federalberghi parla di impatto drastico in 2 giorni, spiegano i responsabili dell'associazione, abbiamo avuto il 90% delle disdette. L'emergenza, che può portare a un cortocircuito per l'economia regionale e nazionale, preoccupa. Le piccole aziende non possono resistere a lungo e ci saranno danni collaterali anche nei prossimi mesi, con una flessione importante nel settore del turismo. È una settimana difficile in cui però al panico dovrà prevalere il buonsenso. Cerchiamo di trasmettere messaggi con normalità e non mettiamoci una maschera anche al cervello oltre che in viso. Così il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrussi, in rappresentanza di Confindustria regionale. Per quanto riguarda la montagna, ha detto la presidente di Federalberghi Friuli, Paola Schneider, siamo sul disastro. Il 29 febbraio chiuderanno moltissimi alberghi in tutta l'area montana proprio perché non c'è più gente. È emergenza anche dal punto di vista delle presenze straniere. Anche tutto il turismo dell'est sta venendo meno perché nei paesi di origine viene richiesto di compiere un periodo di quarantena. Nell'incontro, fa sapere, abbiamo chiesto alla regione di poter aprire un tavolo di crisi proprio per la montagna, anche per far fronte al caso di licenziamenti nel nostro personale. È impossibile ormai che i turisti tornino dal 1° marzo, c'è una psicosi soprattutto all'estero nei confronti dell'Italia. Misure straordinarie e norme specifiche studiate per affrontare le criticità saranno avviate dalla regione con Sviluppo Impresa, disegno di legge che approderà in Consiglio regionale nei primi giorni di marzo. Fedriga ha riferito di aver richiesto nella riunione del Comitato dei Ministri e dei Presidenti di Regione un intervento deciso e urgente da parte del governo affinché disponga misure nazionali di carattere straordinario. Sul fronte lavoro, infine, la regione, con l'avallo del governo, intende ricorrere agli ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga per sostenere quei settori economici che registrano maggiori difficoltà. Intanto sono molti i protocolli di sicurezza attivati, come questo che mostrano le immagini girate da Trieste Trasporti, che si è attivata per assicurare ai dipendenti e ai clienti condizioni di massima sicurezza. Così ogni sera tutti i mezzi vengono quotidianamente disinfettati con prodotti a base di cloro. Particolare attenzione viene dedicata ai mancorrenti, alle prese d'aria e al posto di guida. Tutto il personale viaggiante o che abbia rapporti con il pubblico è stato anche dotato di guanti e mascherina respiratoria con livello di protezione FFP2, ovvero quella dotata di filtro. Ai sensi dell'ordinanza ministeriale, mascherine e guanti dovranno essere indossati dal personale solo nel caso in cui si venisse a contatto con persone in evidente o sospetto stato patologico oppure in presenza di richieste di assistenza.